per movimentare un sabato sera a base di alcolici. Lo sfregio al cimitero dell'Arcella è il frutto della noia. Questa è l'unica giustificazione data dal gruppo di 4 ragazzini denunciati dalla squadra mobile di Padova per vilipendio delle tombe e danneggiamento aggravato. 3 sedicenni di origine straniera e un 18enne padovano sono loro gli autori del raid vandalico al camposanto dell'Arcella la notte di sabato. La banda conosceva bene i luoghi ed era una frequentatrice abituale del parco Milkovic, proprio repertata dalla polizia scientifica sulle croci sporcate durante il raid vandalico. La serata dei ragazzi era cominciata presto, cena e bevuta insieme, poi la decisione di fare qualcosa di diverso. Sono usciti a